Cari telespettatori, ben ritornati qui con noi, ben arrivati anche i nostri ospiti che faranno questa puntata che è molto interessante di approfondimento, ci dà anche alcuni elementi per comprendere la realtà che ci circonda. Allora, innanzitutto ben arrivato all'assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, Giuseppe Panna, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti voi. Giuseppe Romano, presidente ANBI Veneto, grazie anche a lei, e poi Paolo Ferraresso, presidente del Consorzio di Bonifica del Bacchiglione. Buongiorno a tutti, grazie anche a lei. Allora, il tema è importantissimo perché stiamo parlando di siccità, carenza idrica da un lato e poi, quando naturalmente se ne presenta l'occasione, la situazione, eccesso idrico e quindi gestione della risorsa acqua con gli strumenti di cui siamo a disposizione, quindi capire cosa è stato fatto, gli interventi che sono stati attuati, che valenza hanno i consorzi di bonifica e dal punto di vista della competenza della Regione gli stanziamenti effettuati e le opere realizzate. Quindi cercheremo di fare un po' di chiarezza perché effettivamente anche molti di voi ci avete scritto e ci avete sollecitato in questo senso, quindi di non parlarne soltanto quando siamo arrivati con l'acqua alla gola oppure senza l'acqua alla gola, ma anche quando siamo in un momento, capiremo insieme se siamo in un momento tranquillo oppure no. Allora, prima di incominciare sentiamo un attimo le interviste che sono state fatte ad alcuni di voi. Il ruolo dei consorzi di bonifica è quello di tenere e di gestire la normale attività dei canali di scolo, dei canali di irrigazione, per tenerli puliti affinché, se ci sono inondazioni, piogge eccetera, non avvengano appunto esondazioni e non si intoppi tutto il canale idrico della città. Sono quei consorzi che danno una regimentazione alle acque, da un lato per irrigare le coltivazioni e dall'altro per controllare la portata dei fiumi, dei canali. Che devono appunto fare in modo che il flusso dei fiumi eccetera venga regolamentato anche, credo, rispetto alla quantità di acqua poi usata in agricoltura. Secondo lei è un problema che è realmente aumentato negli ultimi anni o semplicemente se ne parla di più? Se ne parla di più. Come mai? Perché ci sono questi fenomeni di inondazioni, ecco. Non vengono più puliti i fiumi come pulivano una volta, non vengono dragati, per cui le inondazioni ci sono anche per quello. Credo che si dovrebbe rivedere un po' come anticamente c'era un ministero per le acque di rivedere un po' questa cosa. Se ne parla di più, penso che sia sempre esistito, le inondazioni ci sono sempre state. Ma forse è un po' aumentato di più negli ultimi anni, però bisognerebbe vedere le statistiche. Secondo lei i consorzi di bonifica potrebbero fare di più? Sì, penso proprio di sì. Pulire i fossi molto più di frequente sarebbe una buona idea. Presidente Romano, questo è quanto un piccolo campione di persone che gentilmente sono prestate a rispondere alle domande, dicono, pensano, ritengono. C'è una conoscenza sufficiente del ruolo dei consorzi di bonifica nelle varie situazioni climatiche che andiamo ad affrontare, ormai estreme peraltro? Tanto le interviste fanno molto piacere perché forse le stesse interviste fatte 10 anni fa avrebbero dato un risultato diverso, per cui le interviste sono per me molto positive, inquadrano abbastanza bene qual è il ruolo e le funzioni che i consorzi di bonifica in Veneto esercitano. Quindi credo sia già questo un fatto di per sé importante. Dopo è ovvio che c'è sicuramente molto da fare, perché c'è molto da lavorare, c'è molto da investire e su questo versante noi siamo sul pezzo 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Questo è inevitabile, però sarebbe importante anche iniziare a parlare delle competenze, perché come spesso succede si pensa ad una sola realtà, nella sostanza non ce ne sono tantissime, ce n'è la competenza regionale dei grandi fiumi, dei grandi fiumi soprattutto in questa fase, c'è la competenza poi dei consorzi che riguardano tutti i corsi d'acqua, diciamo così, passati in delegazioni amministrative ma comunque pubblici, e poi c'è la parte privata che sono gli scoli a casa, quelli vicino a casa, che non sempre sono di competenza dei consorzi perché sono scoli privati. Per fare molta più chiarezza su questo tipo di versante, i consorzi di bonifica stanno investendo parecchie risorse in Veneto per portare avanti qualcosa che è unico in Italia,
Anzi, il Veneto ha delle peculiarità importantissime da questo punto di vista. Ha innanzitutto una legge che è la migliore che ci sia in Italia, perché stabilisce l'invarianza idraulica. Il Veneto è anzi era l'unica fino a pochissimo tempo fa ad avere una legge per cui quando si costruiva qualcosa di nuovo bisogna assolutamente pensare a dove mettere l'acqua in modo tale che non crei danni. Questa legge da quando risale? Risale al 2004, ma poi l'applicazione evidentemente parte per i nuovi piani e deve rimettere mano ai piani, diciamo così, vecchi. Quindi grande visione strategica da questo punto di vista del Veneto, proprio principale artefice di questa legge in Italia, anzi l'unico. Poi c'è sicuramente la questione del piani delle acque comunali. Da questo punto di vista, ancora una volta, i consorzi di bonifica del Veneto sono stati i primi ad applicarlo, lo stanno facendo con molta attenzione, con uno sforzo economico importante per tutti quanti noi, ma è fondamentale per capire competenze, per capire le situazioni, per prevedere oppure per capire meglio dove possono avvenire le situazioni di disagio e quindi con quelle poche risorse che oggi ci ritroviamo, programmarle in modo tale da intervenire con una priorità. E questo credo sia una grande opzione, una grande opportunità che noi diamo, quella di programmare, quella di prevenire. La grande azione di prevenzione che i consorzi stanno facendo, di concerto sicuramente con la Regione, e colgo l'occasione per salutare e ringraziare l'assessore perché abbiamo avuto dei passaggi importanti in quest'ultimo periodo, perché credo che le cose stiano andando in una direzione pur essendo in una situazione drammatica dal punto di vista delle risorse. Ecco, esatto, spieghiamo un attimo a che punto siamo adesso. Cioè, voi avete puntato l'accento più volte sui problemi estremi, quindi adesso siamo in un momento di carenza idrica. Allora, oggi siamo in una situazione di carenza dal punto di vista della piovosità, cioè non sta piovendo, quindi siamo in carenza idrica. Non siamo ancora dal nostro punto di vista in emergenza siccità per quello che riguarda soprattutto l'agricoltura, perché il 15 di febbraio, visto che siamo in diretta, dire che siamo in siccità mi sembra assurdo. Ricordo sempre che l'agricoltura non consuma l'acqua ma usa l'acqua e oggi non usiamo nemmeno un litro d'acqua, per cui tutta l'acqua che c'è a disposizione nel sistema idrico del Veneto è messo a disposizione dell'ambiente, è messo a disposizione del paesaggio del territorio. L'agricoltura in questo momento non usa nessun tipo, nessuna Ma non può essere conservata l'acqua? L'acqua non può essere anche conservata, fare un approvvigionamento, quello che tanti si sono chiesti. Si sta facendo questo, però quando parliamo di questo dobbiamo pensare a degli invasi. Degli invasi magari in montagna, degli invasi magari anche in pianura, qualcosa si sta facendo, però bisogna essere molto realisti su questa partita, perché quando si parla di bacini di invaso, e quindi non si parla di qualche centinaio di metri cubi, ma qualche milione di metri cubi, subito ci viene in mente il Vajont, perché a parlare di queste cose magari in provincia di Belluno diventa complicato. Ecco che si sta facendo un grande lavoro di razionalizzazione della risorsa. Molti anni fa eravamo un paese molto peggio di oggi, si sta razionalizzando l'uso e il consumo, si sta verificando anche un'altra cosa che soprattutto in aree, diciamo così, che non erano di queste situazioni, si sta verificando che le culture, quindi l'agricoltura, sta andando in una direzione di maggiore richiesta d'acqua e quindi questo è un cambiamento dal punto di vista culturale importante perché crea opportunità, crea lavoro, crea PIL, crea risorsa, però poi ti mette di fronte al fatto che devi pensare anche a dargli dell'acqua, quindi sono dei prodotti che hanno necessità d'acqua perché l'agricoltura è irrigua, quindi l'agricoltura ha bisogno di acqua, però non la spreca, la usa. E quindi questo sia un ulteriore passo in avanti da poter discutere. Assessore, la gestione della risorsa idrica dipende solo dalla competenza della Regione del Veneto, per esempio, oppure ci deve essere una collaborazione tra regioni contermini dove magari acqua ce n'è di più, viene gestita diversamente, insomma una collaborazione, ed esiste questa collaborazione? Sì, buongiorno intanto a tutti i telespettatori, e questo è un argomento importante perché noi siamo sempre abituati a parlare di questo argomento quando dobbiamo gestire le emergenze. Non mi viene in mente magari l'emergenza dell'alluvione del 2010 che ha colpito anche qui le zone del nostro Padovano o attualmente le zone del Veronese dove allora quando ci sono le emergenze tutti si ricordano del ruolo che magari hanno i consorzi di bonifica, la regione, cosa avete fatto, non avete fatto, puntano il dito, eccetera.
Diciamo che queste opere hanno bisogno di una grande programmazione. Noi ereditiamo la rete dei consorzi di bonifica, qui abbiamo 2 presidenti importanti, ma saluto anche tutti gli altri presidenti, tutti i tecnici e tutte le persone che lavorano all'interno dei nostri consorzi di bonifica, perché sono persone preparate, brave e che hanno amore del proprio territorio. Sì, ereditiamo una cultura della bonifica che risale all'epoca romana, poi all'epoca benedettina, all'epoca della Repubblica Veneta. Noi Veneto siamo proprio quelli che hanno inventato forse la bonifica e che è stata esportata poi anche in altre nazioni come l'Olanda. A noi non ci insegna nessuno su questo. Dal punto di vista idraulico abbiamo avuto grandi esperti, grandi ingegneri, mi viene in mente il Paleocapa che qui proprio di Padova magari nessuno se lo ricorda, ma che comunque hanno creato anche questo sistema. E quindi sicuramente la pianura veneta, che era una pianura paludosa a suo tempo, è stata trasformata nei secoli in quello che è il nostro territorio coltivabile, dove sono nate città. Infatti molte città si chiamano ancora isola. Bravissimo. Ma fa bene ricordare questi aspetti, perché far cultura. Ci ricordiamo che un po' di cultura, da dove arriviamo, sì. Quindi le isole, mi viene in mente qualche paese che si chiama ancora così, no? Quindi c'era un motivo, no? È chiaro che noi l'acqua, il Veneto è sempre stata una regione di acque e quindi abbiamo tra i più importanti fiumi d'Italia presenti, con grandi portate a volte anche con grandi, come in questo periodo, momenti di magra. Bisogna saperle gestire queste risorse. Noi nel frattempo abbiamo, come lei ricordava, collaborazioni sulla regione, la provincia autonoma di Trento e naturalmente il Friuli Venezia Giulia, che poi sversano da noi le loro acque, quindi perché le acque vanno dall'alto al basso, ricordo, penso che sia abbastanza capibile. E quindi sicuramente c'è stato un grande lavoro nei secoli e noi avevamo una grande responsabilità. Alcuni cittadini dicevano prima bisogna tenere puliti i fossi, bisogna... Attenzione, perché anche i cittadini devono tenere puliti i loro scoli, anche i comuni devono fare la loro parte. Io sono stato anche sindaco e sappiamo per un certo periodo. Quale attenzione abbiamo messo su questi punti, perché gran parte poi dei disagi dei cittadini nei quartieri che vanno sotto acqua o in alcune aree industriali che vanno sotto acqua eccetera, è proprio dovuto alla manutenzione da parte magari degli stessi cittadini o dei comuni o naturalmente di chi magari pensa ha costruito nel passato mettendo dei tubi di 10 cm di diametro che magari invece servivano tubi un po' più larghi, quindi c'è molto da fare, però è cambiata negli anni questa responsabilità. Forse il 2010 ha segnato uno spartiacque, chiamiamolo così, visto che siamo in tema, uno spartiacque anche nella gestione, ci si è resi conto che le urbanizzazioni che ci sono state hanno creato anche questi problemi di scolo delle acque. Mi piace che lei sottolinei questo aspetto, perché diciamo che è fondamentale. È chiaro che la risorsa acqua è una risorsa importante. Noi come Regione Veneto abbiamo, attualmente il Presidente Romano ha ricordato le competenze, perché abbiamo i geni civili, abbiamo tante altre, c'è il magistrato all'ora delle acque, la gestione dei grandi fiumi è una gestione che è importante, che comunque è stata regimata, che comunque abbiamo sistemato. Noi adesso abbiamo, proprio lunedì il Presidente Zaia sarà a Trissino a vedere anche i lavori di compimento della cassa di espansione lì, che quando c'è stato il 2010 a Caldogno eccetera, quindi abbiamo investito negli ultimi anni, adesso il conto totale di milioni di euro non saprei dirglielo, però esempio da quando sono io qui nella 10ª legislazione, l'anno scorso 50 milioni per sistemare le emergenze idrauliche che erano nei piccoli fiumi, perché i grandi fiumi erano stati regimati, erano stati sistemati, erano gli argini primari, secondari eccetera. I piccoli torrenti e fiumi sono quelli che hanno messo in crisi nel 2010 il sistema, mi ricordo l'Alpone, mi ricordo il Guà, mi ricordo il Bacchiglione stesso, quindi e lì siamo intervenuti e stiamo intervenendo con grandi opere, costruendo delle casse di espansione per mettere in sicurezza le città. Poi c'è il ruolo dei consorzi di bonifica, che è il ruolo comunque dell'irriguo, che ha ricordato il Presidente, comunque dei corsi d'acqua secondari, delle derivazioni dei grandi fiumi per dare acqua alla nostra agricoltura. Io ho anche la delega, oltre alla bonifica, dell'agricoltura. Come ricordava bene il il Presidente Romano,
l'agricoltura trasforma l'acqua in cibo, quindi non è che si diverta a buttare l'acqua nei campi così perché così ce la danno gratuitamente e la buttiamo. Ricordo che tanto la pagano in qualche maniera e nello stesso tempo comunque la trasformano in cibo per dar da mangiare a tutti quanti, quindi è una trasformazione importante. È chiaro che quest'anno, ma negli ultimi 20 anni direi, il clima è cambiato, forse tutti si stiamo rendendo conto che qualcosa a livello globale è cambiato, qualcosa di importante, e anche il nostro clima, in cui noi eravamo abituati alle stagioni separate, inverno naturalmente nevoso, piovoso, una primavera fresca e poi un'estate calda, adesso a volte l'adagio è quello, le mezze stagioni non esistono più, e quindi ci troviamo in periodi a volte di lunghe siccità come quest'anno, e non è il primo. Assolutamente, con periodi di grande piovosità magari primaverile, estive. Quindi bisogna anche prepararsi che potrebbe quindi sta cambiando anche all'interno dei sistemi idraulici proprio il concetto di regimazione e sistemazione delle acque. C'è da fare secondo me un grande lavoro sugli invasi di montagna. C'è tanti invasi sono a volte anche, mi viene in mente quello del Corlo, mi viene in mente altri che a volte sono più pieni di sabbia e ghiaia che di acqua, quindi bisogna riuscire a fermare l'acqua quando ce n'è. La manutenzione, manca completamente la manutenzione dei grandi invasi. In capo è questa manutenzione degli alti invasi? E qui è i gestori degli invasi e lo Stato che naturalmente deve intervenire. È chiaro che non serve fare altri invasi, secondo me, basta pulire quelli che ci sono. Perché è chiaro, quando tu metti una diga in montagna, la sabbia e la ghiaia che scende un po' a volta si accumula e quindi l'acqua diventa, il pelo d'acqua diventa sempre meno. Se lei va a vedere la diga del Corlo dopo Fonzaso, su lì, vede che quest'anno c'è stato un 25% di meno di acqua e la vede mezza vuota, e quella è la diga che dà da bere a 3/4 del Veneto centrale, perché dà da bere ai nostri cavi. Quindi bisogna pulire gli invasi di montagna, e quindi quando ci sono queste grandi piovosità tenere l'acqua lì ferma per darla nel momento in cui servono, nelle siccità in cui noi dobbiamo gestire, e darla ai nostri consorzi di bonifica con le loro derivazioni, e allo stesso tempo darla ai nostri agricoltori quando è il momento in cui serve l'agricoltura. L'acqua li serve nel periodo estivo, dove le colture si stanno rafforzando e stanno creando il frutto, e quindi lì serve, quello è il momento. Tra l'altro l'agricoltura, proprio ci sono anche dei finanziamenti appositi che noi diamo nel piano di sviluppo rurale per la cosiddetta agricoltura di precisione, che significa comunque ci stiamo rendendo conto che l'acqua va data solo in certi momenti e soprattutto dove la pianta c'è, dove serve. Quindi ci sono proprio delle tecnologie adesso nuove, sperimentali, che sono già in campo, che permettono di dare l'acqua proprio puntualmente alla pianta, quindi c'è questa grande trasformazione in agricoltura. Non stiamo solo dicendo la sprechiamo l'acqua, magari l'acqua si spreca da altre parti, attenzione, perché per buttar via acqua, o io faccio sempre l'esempio, per lavarci i denti sprechiamo circa 50 litri d'acqua tenendo il rubinetto aperto, a volte basta tenerlo chiuso. Assolutamente, ma infatti piccoli accorgimenti e non soltanto. Bisogna abbattere gli sprechi. Lì è anche un'educazione, una forma di educazione che di tutti. Infatti, che si sveglia, di tutti, quindi coinvolge. Voglio tornare su anche un altro aspetto, perché lei ha toccato e passato sopra alcuni elementi molto importanti che anche interessano i nostri telespettatori, sui quali ci hanno sollecitato. Andiamo prima però in pubblicità, alcuni secondi, poi ritorniamo insieme.